You should have heard the knocked out jailbird sing that rock.
questa vittoria è importantissima, sapevamo che era una delle partite più difficili da qui alla fine e importante per mantenere la vetta. Era un campo ostico dove il Minturno è riuscito a pareggiare e il Minturno è una buonissima squadra, però l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, anche se il risultato è un po' bugiardo perché occasioni da gol sono state tante, dovevamo essere un po' più cinici, però l'importante sono i 3 punti. Il primo tempo, grazie a Dio, abbiamo provato a reggere. Il secondo tempo poi è normale, loro comunque sia hanno sempre tenuto il pallino del gioco, ogni tanto ci abbiamo riprovato con qualche ripartenza, qualche lancio lungo. Se sotto porta non siamo lucidi, poi alla lunga squadre come queste hanno grandi giocatori, alla fine depuniscono. Aspettiamo, sono primi in classifica, perciò aspettavamo sì il Castelfontana così forte. Ci ha messo in difficoltà, giusto così. Comunque la partita è finita 2-1 per loro, non è che è finita 5-0 o 5-1. Adesso lanciamo assolutamente la sfida al Minturno, sicuramente loro faranno bene da qui alla fine e li aspettiamo il 29 marzo a casa nostra per questa partita che la dirà, penso, definitivamente o quasi sulle sorti di questo campionato. Siamo contenti che ad oggi siamo sopra, siamo contenti, ci avete messo la firma comunque inizio campionato di essere alla terza del giro di ritorno, primo in classifica da solo e domani lo vedremo insieme. Comunque il Castelfontana c'è qui oggi, l'ha dimostrato a tutti e sono molto felice di questa squadra.